orgogliosi di poterlo dire, al Presidente della Camera, onorevole Gianfranco Fini. Grazie, signor Prefetto, signor Sindaco, signor Vicepresidente della Provincia, autorità, signore e signori, quando mi è stato chiesto in occasione di questa mia giornata a Verona e a Vicenza se fossi stato disponibile a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del Lungadige alla memoria di Nicola Pasetto, questo è peggio di prima, funziona? Dicevo, quando mi è stato chiesto in occasione di questa mia giornata istituzionale in provincia di Verona e Vicenza se fossi stato disponibile a partecipare alla cerimonia per intitolare questa parte del Lungadige a Nicola Pasetto, ho detto immediatamente sì, non soltanto per adempiere ad un dovere istituzionale. Credo che non possa destare alcun tipo di meraviglia se il Presidente della Camera ricorda nella città che gli ha dato i natali un deputato per 2 legislature, che pur nel breve arco di tempo trascorso a Montecitorio riuscì ad affermare la sua personalità e il suo impegno non soltanto tra chi già lo conosceva ma anche tra chi non lo conosceva o gli era avversario. La mia presenza non è soltanto l'adempimento di un dovere istituzionale, la mia presenza è innanzitutto, e lo dico a papà Fausto, il ricordo di un amico, il ricordo di un giovane che credeva, lo ha detto molto bene il sindaco Tosi, nella politica, in anni in cui era difficile farlo, in anni in cui certamente si rischiava di non essere compresi, in anni in cui l'impegno era, avremmo detto un tempo, militanza, in anni in cui far politica significava innanzitutto affermare i valori in cui ci si riconosceva. Nicola amava certamente la sua città e credo che la decisione del Consiglio Comunale di Verona dimostri innanzitutto l'altissimo livello di civiltà della vostra città, una città che non è soltanto bella architettonicamente, non è soltanto carica di storia, è una città che ha nel tratto umano, nei rapporti interpersonali, un elemento di oggettiva qualità. Pasetto amava Verona, Pasetto amava la sua terra, Pasetto era profondamente innamorato della sua Italia. Pasetto credeva che la politica potesse fornire un punto di riferimento valoriale, morale, in particolar modo alla sua generazione, in particolar modo a quelle ragazze e a quei ragazzi che in quegli anni della politica rischiavano di avere una visione distorta. Se si vuole per un attimo capire, per chi non lo ha conosciuto, chi era Nicola Pasetto, occorre tornare agli anni precedenti il suo ingresso in Parlamento, agli anni in cui la politica era innanzitutto gestione della cosa pubblica e la storia recente ha dimostrato che non sempre si trattava di una gestione onesta, non sempre si trattava di una gestione disinteressata. All'epoca la politica era forte contrapposizione anche ideologica, all'epoca la politica rischiava di alzare muri e steccati. Bene, Nicola, proprio perché amava la sua terra, amava la sua gente, credeva in una politica in qualche modo diversa, in una politica fatta di impegno, di passione, di esempio. Ogni qualvolta si ricorda chi non c'è più, il rischio della retorica è sempre in agguato. E chi ha conosciuto Nicola sa che con quel sorriso un po' beffardo che lo caratterizzava, se fosse qui ci impedirebbe di continuare con parole che possono suonare come retoriche. Certo è che quando giunse la notizia di quel tragico incidente, non soltanto chi lo conosceva e gli era amico si sentì privato del bene profondo che può dare un'amicizia. Certo è che in quel momento Verona perse un rappresentante certamente degno dei suoi bisogni in Parlamento, la politica perse un esponente attivo e certamente di grande qualità, oltre che di altrettanto rilevante impegno, e non è retorica, nel cuore di ognuno rimase un vuoto inconsolato. Credo che in questo momento, pensando a Nicola Pasetto, pensando a chi credeva nella politica in anni così diversi e lontani da quelli in cui viviamo, pensando, se me lo posso permettere solo per un attimo, spogliandomi dall'abito istituzionale, rimettendo per un attimo solo gli abiti dell'uomo di parte
chi credeva nei valori della destra all'epoca, essere oggi idealmente qui per dedicare una parte di questo Lungadice alla memoria di Nicola, sia innanzitutto confermare che quel suo impegno non solo non fu vano, se la sorte gli impedì di vivere momenti ancor più esaltanti, non per questo gli sarà mai vietato il ricordo di chi lo ha conosciuto. E se si vive, come disse il poeta, fin quando è viva la memoria, e allora non è retorica dire che Nicola, non solo idealmente, è qui con noi e continua nell'impegno di tutti coloro che vogliono una politica a misura d'uomo, una città migliore, un'Italia più bella. Dopo tante parole intelligenti e affettuose che sono state rivolte alla memoria di Nicola, io, padre, non potrei altro che dire grazie e andarmene. No, voglio aggiungere forse anche qualche altra cosa che mi urge dentro, perché devo ringraziare molte persone, cominciare dal Presidente, cominciare da tutti gli amici che lo ricordano, dagli onorevoli qui presenti, da Gasparri, Amenia ed altri che non ricordo adesso in questo momento. Tutti li ringrazio dal cuore per l'onore che è stato fatto a lui e indirettamente anche a me. Nicola, la figura di Nicola è stata ricordata più volte anche nella provincia. Il signor Sindaco sa di qualche altra commemorazione che insieme si è fatta in un'aula della provincia intitolata a lui, ma io vorrei che Nicola lo ricordaste, la sua figura d'uomo, la sua opera intelligente e coraggiosa per il bene della nostra patria, per il bene della nostra gente. Lui, fedele sempre a quei principi ideali, a quei valori profondi che rendano la dignità dell'uomo in ogni tempo. Questo per me significa questa tarda oggi. Grazie di avermi ascoltato.